c'era il mio collega che ha detto che aveva la possibilità di fare questa mostra ripercorrendo l'interno della contrada con i vari artisti contradaioli, mentre allora io mi ho cercato di darmi da fare cercando galleristi, cercando promoter che potevano dare vita a questa grande opera fatta appunto dal mio collega. Ecco, Assessore, c'è stata tanta gente all'inaugurazione, è un grande successo per questa mostra. Sì, per ora è un grande successo che ma si punta anche a crescere. Già questa volta volevamo puntare ad andare alla mostra nella Rocca, ma abbiamo deciso di partire con calma con una cantina qui nella nostra via e qui è sperando in un futuro, sperando in un grande futuro per questa mostra di successo. Sinceramente c'era stata la notizia, era stata diffusa anche sugli organi di stampa internazionali che il Louvre avrebbe un po' accettato, però è un periodo un po' difficile, quindi siete rimasti in casa. È una cosa che si è un po' espansa inizialmente, però poi abbiamo deciso di fare le cose in piccolo, diciamo. È nata un'idea che nasce da lontano e non è il lavoro mio e del mio collega, ma è il lavoro di tutto il Consorzio Beni Culturali dello Stretto. E è un lavoro che è durato abbastanza e ha visto diverse forze applicate. Ovviamente tutta la mostra è visitabile, aperta al pubblico, è gratuita. Ecco. E diciamo è una rivisitazione puramente ironica di alcune grandi opere del passato. E ecco questo qui, perché diciamo nel periodo di Palio si fanno scherzi, questa è una cosa che si sa, e noi però vogliamo sempre tenerci sul goliardico, l'ironico e non scendere mai sul volgare, provare a fare una cosa culturale. Quest'anno abbiamo provato a fare questa iniziativa. Certo, vedo un po' di impressionisti, c'è un po' diverse scuole di arte, da quanto pare. Diverse scuole di pensiero, diverse correnti artistiche, abbiamo artisti internazionali come Goya, Van Gogh, gente rinomata, che vogliamo far vedere la passione che ha la contrada per la cultura e soprattutto l'Associazione dei Beni Culturali, che ha per la cultura e l'ironia e la coltivazione di questi principi. Quanto sarà aperta la mostra? Diciamo che è una cosa che non è definita, vedremo, oggi l'inaugurazione, vedremo man mano se la gente ci sarà affluenza, per ora rimane aperto tutto il pomeriggio, poi domani è un altro giorno e vedremo. Sicuramente è un evento di alto livello culturale, è stata una grande scelta da parte del direttore di mettere insieme opere di grande livello sia tecnico che sicuramente di messaggio artistico. Sono quadri che hanno un messaggio, diciamo, a livello di tecnica molto verista e naturalista. E diciamo il percorso si va a esporre dalla parte orizzontale, dove gli ospiti possono osservare delle opere di grandi pittori che sono riusciti con una grande anche delicatezza e stile a esprimere dei messaggi, diciamo, molto simpatici e mai offensivi rispetto a dei pensieri contradaioli. E diciamo che i pensieri vengono in una maniera molto dedicata, soprattutto per quanto riguardano i colori e lo stile, molto veristici, molto realistici. Diciamo che assomigliano a dei trompe d'oeil, quindi sembra che l'artista possa entrare nelle opere e possa cogliere il messaggio anche se non fa parte dell'ambito contradaiolo, quindi è sicuramente un'esposizione che è un fiore all'occhiello per quanto riguarda la contrada e per tutti i cittadini di Piancastagnaio e oltre, perché permette di godere, diciamo, di un aspetto più simpatico dell'ambito pariesco. Però avete anche unito l'arte, questo va detto in qualche maniera, infatti, no? Sì, sicuramente diciamo, alcuni sono ambientati in punti che potrebbero ricordare lo stesso stretto corese, quindi sicuramente un'ambientazione del genere. C'è stato uno studio, tra le righe sì, è tutto molto ricercato, mai fatto a caso, quindi soprattutto per quanto riguarda questo quadro, diciamo che ricorda qualche evento paresco o anche, diciamo, degli eventi, delle feste durante il Palio di luglio, quindi tutto quello che riguarda anche la gastronomia di ogni contrada, senza mai offendere, logicamente divertire. Quindi speriamo che gli ospiti godano di questo momento artistico e non solo.